Mi dirigo verso il nuraghe Monteturno passando dalla spiaggia, dopodiché taglierò verso sinistra e intraprenderò un piccolo sentiero che arriva fino alla cima della collina che dà picco sul mare. Ho trovato la strada per salire, siamo al lato nord della spiaggia di Monteturno e adesso ci sarà una bella salita da fare. Ecco qua il Monteturno, tutta la stradina che si snoda così fino alla cima. Non c'è un grandissimo dislivello, però un minimo di allenamento ci vuole, minimo. Si sale. Nel cammino un bel pezzo di terracotta, guardate, abbastanza non troppo grezzo, direi, bello. E iniziano qua a vedersi tante rocce, altri pezzi di terracotta, chissà quante culture qua sono succedute in un posto così di ampia vista sul golfo di Calasinzias fino ad arrivare all'isola di Serpentara. Cioè già da questo lato sud, c'è veramente una visuale fantastica. Forse una strada più semplice, come al solito si fanno le strade più difficili, poi magari al ritorno farò l'altra e la strada si snoda. Guardate qua, in mezzo a un sacco di cocci che non ho mai visto. Questo è un pezzo di manico. Questo è un pezzo di terracotta abbastanza grezzo, ma interessante. No. Sono arrivato sulla cima della collina dove vedremo il nuraghe. La pendenza è interessante, devo dire che bisogna allenarsi un minimo, ci vuole un po' di allenamento. Lì in mezzo, andando verso nord, adesso troverò quello che è rimasto di una ziga parte della torre. Ed ecco qua, siamo già arrivati a quello che resta della torre. Chissà come è andata distrutta nel tempo. Vedete, c'è una pianta circolare o semicircolare, dei conci abbastanza grandi. Guardate, questo è il mio piede e poi c'è tanta vegetazione che lo nasconde. Ed ecco la parte più visibile della torre. La zona nord è quella con la parte più visibile di questa torre. Probabilmente in questa zona ci doveva essere l'ingresso, ma la vegetazione per adesso chiude completamente la zona est-sud-est. Però guardate che bei conci. Poi vedremo anche col drone cosa si vede. Da questa parte qui 4 filari che fanno ancora notare al meglio almeno la forma della torre. Un pezzo di vasellame che è stato scritto di recente, credo, c'è scritto VA. Va bene. Ed ecco la bellissima passeggiata da fare nella zona nord della torre. L'ambiente interno è completamente occultato, credo sia dai crolli ma anche dalla vegetazione. E adesso ritorno nella zona sud. Lo vedete dove sta l'altro nuraghe, Gibedruttiri? Siamo vicinissimo. Io conterò con il drone quant'è la distanza, ma credo non più di 300 metri. E con questo sfondo dietro di me vi lascio
vi ringrazio per aver seguito questo piccolo documentario e vi invito a seguirci nei social, mettere mi piace, condividere e soprattutto ci vediamo alla prossima puntata con Marco e Archeos Arrebus. Ciao!